Benvenuti! Oggi ci troviamo ad Avola, paese conosciuto al mondo per il suo vino, il Nero d'Avola. Ma simbolo della rinascita di questo paese è sicuramente lui, l'onorevole Ramazzo. Buonasera, sono l'onorevole Ramazzo, vivo a Stazzo, che non deve ne faccio e grazie a... Onorevole! E grazie a carissimo vino che ho in mano, sono qua. Ma come nasce il Nero d'Avola? Il Nero d'Avola nasce in ospedale. La signora Spinca, sto scherzando, questa è una battuta. Ci spieghi come nasce? Dalla veramente? spremitura a piedi nudi. Da questo infatti il famoso detto in vino veritas ai piedi Adidas. Onorevole, allora ci conceda questo brindisi. La padrona di Avola è Santa Venera, ma ne parliamo con il parroco del Domo cittadino, padre Buscoglione. Buonasera figliolo, allora in effetti in origine non era Santa Venera, era San Briacao. Poi ne passa male e abbiamo chiamato un santo, volevamo Nero, Santa Venero d'Avola, ma non esisteva, allora abbiamo chiamato Santa Venera, che poi a cui si attribuisce anche il primo miracolo grande della trasformazione di questo oro che si chiama Nero d'Avola, questo è oro che si chiama Nero d'Avola. E quindi praticamente da qui è nato il Nero d'Avola. Noi dobbiamo anche risalire a quando c'era la Bibbia per vedere le prime volte di cui si parla di questo nero, perché anche nel libro del profeta Pisapia si parlava del Nero d'Avola e dove si diceva che cos'è la felicità. Che cos'è la felicità? Felicità è un bicchiere di vino con un panino la felicità e guardare le stelle che nell'eggiare la felicità. Siamo andati alla scoperta di tesori siciliani con me e l'onorevole Ramazzo. Dove ci porta a mangiare? Vi porto in un bel posto. Alla prossima! Alla prossima, tassi! Tassi! Tassi. La 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 la.